Assessore Maggio, il primo regolamento nazionale per normare il tema dei 5G arriva dalla provincia di Treviso e arriva dalla sinergia di 8 comuni, 7 trevigiani, uno della provincia di Belluno, capofila Pederobba. Sì, è il primo esempio a livello nazionale di questa normativa. Dobbiamo considerare che dopo il decreto di luglio del governo i comuni sono stati lasciati soli ad affrontare questo tema, un tema molto sensibile per la cittadinanza. Pederobba, comune capofila, ha deciso di intervenire coinvolgendo altri 7 comuni, appunto dicevamo uno anche della provincia di Belluno, per fare cosa? Monitorare, sorvegliare e regolare il fenomeno, così da impedire alle aziende di telecomunicazione di sostanzialmente posizionare le antenne senza un criterio e una definizione. In più abbiamo aggiunto a questa iniziativa e a questo affidamento anche il necessario monitoraggio del fenomeno. Sappiamo che uno dei principali problemi del 5G sono le emissioni e quindi questo affidamento prevede anche la misurazione delle emissioni del 5G. Quindi l'iniziativa è rivolta essenzialmente alla tutela principale dei cittadini e al fondamentale principio di precauzione che Pederobba e tutti gli altri comuni hanno inteso assolutamente seguire nell'ambito di questo accordo e di questo affidamento. Stiamo affrontando una situazione per quel che riguarda l'installazione delle nuove tecnologie, parliamo del 5G che coinvolgerà ovviamente tutto il mondo. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare sinergia con i comuni confinanti in modo tale da dare ordine alle cose, in modo tale da non incorrere in spiacevoli situazioni che possono essere quelle che sappiamo tutti quanti, cioè cosa ci porterà il 5G a livello della salute pubblica. Sindaco Sartor, lei l'ha detto prima, bisogna anche spiegarlo ai cittadini che questi comuni, per vari argomenti, per vari temi, si dimostrano i primi a livello nazionale ad attenzionare e comunicare correttamente ai cittadini le informazioni che servono per la loro tutela, per il loro benessere. Così è stato col 5G. Sì, io lo dico da anni, dovremmo esaltarci un po' di più a volte, ma forse è proprio nella condizione dei nostri territori non farlo, però è la verità. Se partiamo da questioni vecchie come i rifiuti, il ciclo delle acque, per arrivare a oggi al tema dei fitofarmaci, oppure passando per appunto il 5G o il tema di qualche anno fa che era appunto l'inceneritore del cementificio di Pederobba, ecco, i comuni sono riusciti a far squadra, a regolare la normativa e comunque a darsi un certo assetto, e questo è importante, e rispondere naturalmente a quelle che sono le problematiche dei cittadini. In questo dico che facciamo scuola senza magari lodarci troppo. Sindaco Rugolo, anche rispetto alla tecnologia 5G, alla fine i cittadini le risposte le chiedono agli amministratori, ai sindaci. È proprio nell'ottica di questo ragionamento e di questa riflessione che avete deciso di fare squadra e di produrre questo regolamento. Esatto, noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo esserlo per i nostri cittadini. A suo tempo avevo emesso l'ordinanza in cui era bandito la sperimentazione del 5G, che poi ho dovuto diciamo, revocare su sollecitazione del prefetto. Però noi, ecco, quando non puoi evitare una cosa, la devi regolare, ed è quello che noi andiamo a fare proprio in ragione della tutela che dobbiamo ai nostri cittadini, e anche regolando questo vedere che, ecco, ci sia il giusto ritorno anche per i nostri paesi. Allora, noi abbiamo aderito in prima battuta a questo grande progetto perché i cittadini hanno molte aspettative su un tema che è molto sensibile, e queste aspettative non le hanno verso il governo centrale, ma ce l'hanno verso il primo cittadino, cioè verso il sindaco, l'amministrazione comunale, che dà le prime risposte. Per cui è una questione molto complessa e molto sensibile, che va affrontata con gli strumenti più adeguati proprio per salvaguardare in primis i cittadini, ma poi anche la posizione dei comuni, che si sono trovati spesso in difficoltà a dover emanare dei decreti che poi alla fine sono stati, diciamo così, annullati da parte dei prefetti che rappresentano lo Stato, per cui c'è la necessità proprio di normare, e questo io credo sia un esempio di buona amministrazione nei confronti dei cittadini.